Un combattimento con spade laser, che non è solo un gioco, ma uno sport a tutti gli effetti. È una scherma sportiva fatta solo con il principio di una spada laser, quindi il nostro scopo è cercare di colpire l'avversario e con questo noi facciamo dei tornei. Nella bellissima cornice di Villa Margherita, una 2 giorni di giochi, l'iniziativa che ha attirato giovani e famiglie con bambini per un pomeriggio diverso dagli altri. Giochi di tutti i tipi, e giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi all'aperto in giardino, e grazie a Mirella e a Villa Margherita Inclusiva riusciamo a organizzare questi 2 giorni in cui aggreghiamo anche altre associazioni oltre alla nostra. Tra le sale della villa, gruppi di giovani intenti a giocare. Qui stanno giocando a un gioco di ruolo dove i vari giocatori interpretano un personaggio come fossero all'interno di un film. Come ti sembra questo gioco? Bello. Complicato? No, abbastanza facile. Intuitivo. No, che a me piace, insomma, lo trovo abbastanza anch'io intuitivo, insomma, bello come sistema e tutto. Lo conoscevo già dato che è ispirato ad Dungeons and Dragons, quindi che conosco. Ci spostiamo in un'altra sala. Qui stanno preparando un fotoset per i cosplayer. I cosplayer sono ragazzi, ragazze che si vestono con gli abiti e le sembianze dei loro personaggi preferiti. Siamo vestiti da Sara e Gaito di Mermaid Melody, che è il mio anime preferito e lui è stato un po' obbligato. No, dai, l'ho fatto volentieri. Ecco, esatto, è una storia di sirene, ricorda un po' la Sirenetta come racconto, è molto appassionante. Io sono Lady Catherine, sono la rappresentazione di un vampiro. Caramba, che sorpresa, sono la zia Raffaella Carrà, direttamente dal mondo della musica. Questa è una macchina steampunk per fare il tè che ho inventato io e funziona con ingranaggi. E poi fuori nel parco dove famiglie si divertono nei giochi da tavolo. Qual è il gioco che maggiormente va tra le persone? Allora, ultimamente mi è stato chiesto moltissimo Living Forest, che ha visto anche un premio internazionale molto importante, anche se Splendor Duel è la scelta migliore. E poi eccoli qui, i giochi all'aperto. Non è per niente facile, però è un gioco molto divertente che stimola la mente e il corpo, quindi da consigliare assolutamente.